Bentornati su questo canale, oggi tutti a lezione con il maestro Tabarez. Per quanto riguarda il campionato italiano, piccola rivoluzione in casa Juventus che passa a il triumvirato Mogi Giraudo Bettega e rivoluzione anche per la squadra. Infatti arrivano Didier Deschamps, Paulo Sousa e Ciro Ferrara, più un giovane Tacchinardi che riuscirà a ritagliarsi il suo spazio, e la panchina verrà affidata a Marcello Lippi. Oltre alla Juventus in Serie A non mancano i movimenti. Il Milan, confermato ovviamente Cappello dopo aver vinto tre campionati di fila, si limita a far tornare dal prestito Ruud Gullit, che la stagione passata era stata alla Sampdoria. L'Inter invece proprio dalla Sampdoria prende il portiere Pagliuca e il percorso inverso viene fatto da il portiere Walter Zenga e Riccardo Ferri. Oltre a questi due giocatori la Samp si rinforzerà anche con un giovane difensore con un piede sinistro niente male che poi impareremo ad apprezzare, e cioè Sinisa Mihajlovic. La Lazio invece dirotta Dino Zoff verso la dirigenza e fa sedere sulla panchina la sorpresa, ormai non più tanto sorpresa, Zdeněk Zeman, che col suo Foggia e il suo gioco offensivo ha incantato l'Italia negli ultimi campionati. Per quanto riguarda invece i giocatori, arriveranno Chamot, Rambaudi, Venturin e l'attacco sarà sempre come abbiamo visto negli ultimi anni stellare, in quanto ci sarà il tridente Boksic, Signori, Casiraghi. Anche il Parma, che in questi ultimi anni si è affermato, interverrà sul mercato portando in Italia il difensore portoghese Fernando Couto e prelevando dalla Juventus Dino Baggio. La Roma forma la coppia d'attacco Balbo Fonseca, si coccola Francesco Totti e aggiunge anche Tern. La Fiorentina, subito risalita dalla Serie B, è affidata a Claudio Ranieri, si coccola anche lei Gabriel Omar Battistuta e inserisce un giovane Rui Costa oltre che Santos. Il Torino pesca dall'Olympique Marsiglia Abedi Pelé e Angloma, mentre dalla Serie A arrivano Pessotto e Rizzitelli. Il Napoli si affida a Carbone, André Cruz, Bogossian e Rincon, mentre arrivano in Italia dopo il mondiale del 94 che tutti ricordiamo per il rigore di Baggio fallito ai rigori nella finale contro il Brasile, arrivano il primo giapponese della storia della Serie A che sarà Miura e arriverà al Genoa, e arriva anche il primo statunitense in Serie A che sarà l'Alas e arriverà al Padova. Quindi in questa Serie A, che per la prima volta inserirà i 3 punti per la vittoria, formula che era stata già testata nell'anno precedente in Serie C, il Cagliari si presenta orfana di Bruno Giorgi, ma comunque con un organico che ha appena raggiunto la semifinale di Coppa UEFA, quindi è normale ambire a tornarci immediatamente. Come abbiamo già visto nello scorso episodio, Cellino a dicembre era andato in vacanza in Sud America dal suo ormai amico Paco Casal e in spiaggia aveva conosciuto Oscar Washington Tabarez. Per Cellino è stato quasi un colpo di fulmine, perché in quelle vacanze lì in spiaggia ha avuto modo di parlare con Tabarez e della sua visione del calcio, ne rimane stupito e decide di affidargli la panchina e quindi portare per la prima volta, per la sua prima esperienza nel calcio europeo, Tabarez il maestro, perché effettivamente ha l'abilitazione a insegnare, perché in Uruguay prima di dedicarsi completamente a allenare, dopo aver avuto comunque una discreta carriera da giocatore stroncata poi dai vari infortuni, passerà dalle squadre giovanili per poi arrivare al Boca Juniors, prendere un Boca Juniors che erano 10 anni che non vinceva niente, lo porta a vincere il campionato di apertura. Ovviamente Tabarez non passa inosservato e si siede per la rassegna per i mondiali di Italia 90, si siede sulla panchina dell'Uruguay e riporta l'Uruguay addirittura agli ottavi di finale, come abbiamo visto tra l'altro nell'episodio in cui si parla di Ranieri. Tra l'altro arrivano proprio dalla squadra allenata da Tabarez
dall'Uruguay allenato da Tabarez arrivano Francescoli, Herrera e Fonseca. Insieme a Tabarez arriverà anche José Eduardo Herrera, figura cardine perché è il preparatore atletico che segue Tabarez ovunque egli vada, ed è un connubio Tabarez-Herrera vincente, perché comunque ha funzionato sia al Boca sia nella Celeste nell'Uruguay. Sul fronte del mercato invece partono delle pedine importanti del Cagliari. Infatti Moriero va alla Roma per 10 miliardi di lire, il contratto pesante di Matteoli, o comunque la figura importante di Matteoli all'interno dello spogliatoio, che comunque Cellino inizia a vedere non di buonissimo occhio. Matteoli va a chiudere la carriera al Perugia, anche perché Cellino, quando si fissa con un giocatore, in questo caso Allegri, che comunque era stato un investimento e voleva puntare su di lui a tutti i costi, fa di tutto per liberare il posto in campo per Allegri, e quindi a Matteoli non viene rinnovato il contratto. Va via anche il gregario, il sostituto per l'attacco, Criniti, che va al Palermo, e va via anche il difensore Aloisi. Sul fronte degli arrivi invece arrivano un giovane Daniele Berreta dalla Roma e il promettente Lantignotti dal Milan, entrambi centrocampisti. Il mercato del Cagliari continuerà anche nella sessione autunnale, ma lo vediamo più avanti, perché arriverà a Cagliari un giocatore che sarà poi importante per il futuro. Al contrario dell'anno precedente, il Cagliari punta su un precampionato contro squadre un po' più modeste. Questo perché Tabarez è cosciente che ci vuole tempo perché la squadra assimili il suo stile di gioco, e quindi si inizia con squadre diciamo di caratura medio-bassa. I problemi però della squadra si vedono nel torneo di Bratislava. Infatti proprio contro lo Slovan Bratislava la partita finirà per 5-5, mettendo in evidenza tutte le difficoltà difensive del Cagliari, ma allo stesso tempo mettendo in luce la sempre crescente intesa tra Oliveira e Deli Valdés. In ogni caso Tabarez tranquillizzerà tifosi, che comunque bisogna puntualizzare che la tifoseria non è molto convinta di questo allenatore, che non è poi così conosciuto, che appena vede e sente che comunque lo stile di gioco del Cagliari sarà con la zona, subito i fantasmi della zona con radice nell'anno precedente faranno capolino nei pensieri del collettivo della tifoseria, e inizierà una sorta di sfiducia nei confronti di Tabarez. Il campionato parte e l'andamento del Cagliari all'incirca è sempre lo stesso come lo conosciamo negli ultimi anni: fa punti in casa e in trasferta perde. Riuscirà comunque a incastrare 12 punti nelle prime 9 giornate, e saranno perfettamente 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Le sconfitte arriveranno contro Foggia, Fiorentina e Parma, i pareggi arriveranno con Milan, Bari e Roma, e le vittorie arriveranno con il Brescia, con la Cremonese e con il Torino. Il dato che salta all'occhio però è che dalla quarta all'8ª giornata il Cagliari subirà un solo gol, che sarà il gol di Balbo al 94esimo, che varrà il pareggio per la Roma, dopo che Bisoli aveva portato in vantaggio la squadra rossoblù. Quindi alla 12ª giornata il Cagliari si trova esattamente a metà classifica, anzi diciamo anche in corsa per l'Europa, anche se ovviamente alla 12ª giornata non è che si possa già dichiarare che sia in corsa per l'Europa, perché come sappiamo bene nel campionato italiano puoi fare un grande girone d'andata e poi ritrovarti al girone di ritorno a lottare per non retrocedere. Comunque Tabarez individua qual è il problema della squadra e chiede a Cellino un rinforzo in attacco, perché Oliveira e Deli Valdés non stanno passando esattamente il migliore dei periodi. Arriva dalla Roma il pupillo di Vujadin Boskov, un giovanissimo Roberto Muzzi, l'anno precedente in prestito al Pisa, retrocesso. L'arrivo di Muzzi è subito determinante, infatti nella partita successiva, la 10ª, si sfida il Genoa e si riesce a vincere la partita
partita proprio grazie a Muzzi, che non segna ma è determinante perché entra al 46esimo al posto del centrocampista Sanna e all'84esimo guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area per il Cagliari, che Fuceddu, lo specialista della squadra, trasforma per l'1-0, che poi porterà 3 punti al Cagliari. Si prosegue per l'11ª e la 12ª giornata con 2 pareggi con Reggiana e Lazio per 0-0 e per 1-1, per arrivare poi a dicembre alla doppia trasferta consecutiva. Sappiamo bene che il Cagliari in trasferta fa sempre molta fatica e infatti il Cagliari le perde entrambe. 2-1 a Padova, nota positiva il primo gol di Muzzi, e poi la sonora sconfitta per 5-0 contro la Sampdoria. Ora, a seguito della sconfitta per 5-0 contro la Sampdoria al Marassi, inizieranno i primi pensieri di Cellino, che sappiamo bene non è che si faccia molti scrupoli quando deve esonerare un allenatore, ma si iniziano a fare alcuni pensieri di esonero. Cosa è successo durante Sampdoria Cagliari? Il Cagliari ha tentato di cambiare modulo, nel senso che Tabarez ha provato a giocare con le 3 punte, cioè Muzzi, Deli Valdés e Oliveira insieme. La squadra non è riuscita a interpretare al meglio il nuovo schema di gioco introdotto da Tabarez e quindi imbarcata a Marassi, e quindi il Cagliari chiude il 1994 al 10° posto con il morale diciamo un po' così e con qualche pressione dovuta alle voci che iniziano a girare su un probabile esonero di Tabarez. Fortunatamente per Tabarez la sua idea di usare le 3 punte risulta vincente, perché quando il campionato riparte riesce a ottenere 8 risultati utili consecutivi, e non sono risultati da poco, perché intanto alla 15ª giornata, quindi la prima del 1995, strappa un 1-1 contro l'Inter con proprio Muzzi che risponderà al gol di Sosa, Muzzi che provocherà con un fallo di mano il rigore che Ruben Sosa trasformerà, Muzzi con un'insolita maglia numero 2 inguardabile che provocherà il rigore che Ruben Sosa trasformerà al 5° minuto, con lo stesso Muzzi che proprio a inizio ripresa al 46esimo riuscirà a pareggiare i conti. Durante Cagliari-Inter ci sarà anche l'infortunio di Lantignotti che fino a quel momento stava comunque dimostrando di essere stato un investimento azzeccato. Muzzi riesce a segnare anche nelle 4 giornate successive, infatti nella giornata successiva contro il Napoli segna il gol del pareggio al 32esimo dopo che Andre Cruz aveva portato avanti Partenopei al 23esimo. Alla 17ª giornata d'andata, quindi l'ultima giornata d'andata, arriva al Sant'Elia la Juventus. Tabarez schiera comunque il tridente, quindi Deli Valdés, Muzzi e Oliveira, e segnano tutti e 3. La partita finirà 3-0, un risultato strabiliante. Infatti lo stesso Tabarez poi commenterà la prestazione della sua squadra come una delle più belle partite che abbia giocato il Cagliari, anzi per essere più precisi la definirà un capolavoro. Gli altri 5 risultati utili saranno le vittorie con Fiorentina, Parma, Brescia e Bari e il pareggio col Milan, quindi comunque squadre che attraversano dei grandissimi periodi di forma. Infatti il Parma è stato comunque al comando della classifica per l'inizio del campionato, c'è stata poi ovviamente la rimonta della Juventus, il Milan che comunque è sempre il Milan di cappello, 3 volte campione d'Italia, e poi Brescia e Bari che sono comunque dirette concorrenti per quello che interessa al Cagliari, e cioè stare lontano dalle zone basse della classifica. Al Cagliari però l'area di alta classifica a volte fa più male che bene, infatti a seguito di questi risultati utili consecutivi il Cagliari si ritroverà al 6° posto in classifica, quindi in piena zona UEFA, però a seguito di questi risultati arriveranno 3 sconfitte consecutive, con la Cremonese per 2-0 in trasferta, in cui ci sarà anche il 2-0 sarà firmato da un giovane Enrico Chiesa, la sconfitta
in casa contro la Roma, sentenziata da un rigore del solito Balbo, e la sconfitta al Comunale di Torino contro il Torino con la doppietta di Abedi Pelé e il gol di Rizzitelli. Per il Cagliari ci sarà la doppietta di Muzzi, che comunque continua a segnare. A seguito di queste 3 sconfitte il Cagliari scivola al 9° posto, ma riesce comunque a riprendersi con altri 5 risultati utili consecutivi. Infatti riuscirà a vincere con Foggia, Reggiana e Padova e a pareggiare con la Lazio e con il Genoa. Quindi a 4 giornate dal termine del campionato il Cagliari si trova al 7° posto, a +2 dalla Fiorentina, diretta inseguitrice, e a -2 dall'Inter che occupa il 6° posto, quindi valido per accedere alla Coppa UEFA. Il calendario del Cagliari però nelle ultime 4 giornate non è decisamente dei migliori, infatti dovrà sfidare Sampdoria, Inter, Juventus e Napoli. Si inizia in casa contro la Sampdoria, che viene a Cagliari, una doppietta di Mancini, firma il 2-0. Fortunatamente il Cagliari non perde il treno per l'Europa, perché l'Inter perde con la Lazio, rovinosamente perde con la Lazio, la Fiorentina perde col Foggia e quindi riesce a rimanere al 7° posto con la Sampdoria che aggancia il Cagliari. Per la giornata successiva il Cagliari ha uno scontro diretto con l'Inter, infatti andiamo a San Siro e ci prendiamo una piccola rivincita della semifinale dell'anno precedente in Coppa UEFA. Infatti andiamo a San Siro a vincere per 2-1 con Deli Valdés che risponde al gol del solito Ruben Sosa e l'autorete poi di Paganin che firma il 2-1. Sugli altri campi la Sampdoria perde con la Lazio per 1-0 e quindi il Cagliari si ritrova al 6° posto, a +1 sull'Inter, +2 sulla Fiorentina e +3 sulla Sampdoria. La penultima giornata viene a Cagliari al Sant'Elia il Napoli e il Cagliari perde. Un gol di Pecchi al 16° con la partita poi che finirà in 10-10 permetterà all'Inter di agganciare il Cagliari al 6° posto. Infatti l'Inter pareggia con la Sampdoria e quindi si ritrovano a pari punti Inter e Cagliari al 6° posto, a +1 sul Napoli e +2 su Fiorentina e Sampdoria. Quindi il Cagliari si gioca tutto all'ultima giornata che ci vede andare al delle Alpi contro la Juventus, una Juventus che ha già vinto il campionato, non ha niente da chiedere, non ha più niente da ottenere, con un Cagliari invece che vincendo accederebbe alla Coppa UEFA, perché essendo a pari punti con l'Inter e avendo vinto lo scontro diretto e all'andata essendo finita 1-1 sarebbe passato il Cagliari. Invece il Cagliari perde rovinosamente per 3-1. Risponde Allegri al 60° al gol di Del Piero, poi negli ultimi minuti Vialli e Ravanelli firmano il 3-1 per la Juventus. Tutte le altre squadre vincono, infatti la Sampdoria vince al San Nicola di Bari, l'Inter vince in casa contro il Padova e il Napoli vince in casa contro il Parma, facendo così scivolare il Cagliari a un beffardo 9° posto. Quindi sfumata la qualificazione in Coppa UEFA, però esprimendo comunque un ottimo gioco, infatti sarà ricordato come uno dei Cagliari con il gioco più bello degli ultimi anni. Cellino ha comunque una voce nell'orecchio che gli fa dire di cambiare. Infatti Tabarez finisce qui la sua prima esperienza a Cagliari con Cellino che si è messo in testa l'idea di riportare in Italia l'allenatore più vincente, che comunque è sempre stato vincente sicuramente, ma vederlo in una squadra provinciale poi abbiamo visto che è un grande nome, un grande allenatore in una provinciale comunque può far fatica, perché quando un allenatore è abituato a giocare con campioni, voler imprimere il gioco che puoi far fare dei campioni a una squadra provinciale che comunque possono mettersi d'impegno quanto vuoi, ma se non manca la qualità certe cose non le puoi fare o comunque non ti porteranno dei risultati. Comunque Cellino ha la fissa ormai di tornare in Europa, perché secondo lui il Cagliari deve stare in Europa, e quindi richiama in Italia dopo la sua esperienza in Germania Giovanni Trapattoni, ma lo vedremo nella prossima puntata. Quindi se ti è piaciuto il video metti un like, iscriviti, commenta se hai qualche curiosità da condividere o comunque se c'è qualche minchiata che ho detto puoi comunque scrivermelo nei commenti e farmelo notare, perché sono sempre bene accette comunque le correzioni, perché comunque le fonti possono anche essere sbagliate. Io cerco comunque di confrontarmi anche con chi magari quel periodo l'ha vissuto, ma non è detto che sia per forza giusto. Quindi un like, una condivisione, un'iscrizione
descrizione un commento se ti è piaciuto il video, ricordati di iscriverti e attivare la campanella così sai sempre quando esce un video. Noi ci vediamo settimana prossima in cui vediamo Trapattoni che fallisce miseramente a Cagliari e niente, ciao.